C'è ancora il nome di sua sorella sul campanello. Sì, qui non è cambiato niente, ce l'abbiamo sempre anche nel cuore comunque. Manca la sorella, manca ancora soprattutto a mamma Ofelia una tomba dove piangere Isabella Noventa. Parla in modo pacato Paolo Noventa. Il tribunale ha deciso la vendita della villetta di Freddy Sorgato, dove secondo le indagini fu uccisa sua sorella nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016. Base d'asta 340.000 euro. Il risarcimento andrà alla famiglia. Sinceramente posso dire, noi una casa ce l'abbiamo già. Avrei fatto volentieri a meno di qualsiasi villa pur di avere qui Isabella. E riguardo alla casa, gli avevo anche proposto di... avrei rifiutato anche l'offerta della casa pur che mi facesse trovare i resti di mia sorella. Il grande cruccio della famiglia di Isabella, un corpo da seppellire con dignità, una tomba dove portare un fiore e su cui poter piangere, l'amarezza più grande. La nostra più grande, ma più che altro per mia madre che soffre giorno per giorno e tutte le notti prima di andare a letto piange. Visto che di compassione non ne hanno avuta fino adesso, mi auguro che un po' di coscienza ce l'abbiano, chissà dove nascosta, ma ce l'abbiano e che dicano dov'è. Altrimenti speriamo in una casualità, in qualche coincidenza.